mareggiata di questa notte ha creato danni non solo alla pineta di Jesolo ma anche a Eraclea, anche a Isola Verde. Purtroppo continua l'annoso problema della difesa delle coste per salvaguardare soprattutto le attività economiche che insistono su quelle coste. A novembre siamo stati duramente colpiti dall'acqua granda, eravamo già al lavoro ben prima del DPCM proprio per sistemare le spiagge a seguito dei tristi fatti di novembre, poi è arrivato il Covid. Il 2020, come anche l'ultima parte del 2019, d'altronde, si conferma davvero un anno sfortunato per il turismo. Proprio quando la stagione balneare si apprestava a partire in quella che si annuncia l'estate più difficile mai affrontata dal settore, il maltempo delle ultime ore si è abbattuto sulle spiagge della costa veneziana. Abbiamo avuto purtroppo grande erosione nella pineta di Jesolo e nella zona del comparto di Eraclea Mare. Ci sono stati dei ritardi anche nella zona di Isola Verde. Stiamo aspettando perché, come potete vedere alle mie spalle, c'è ancora mare, c'è ancora vento. Già dal lunedì, martedì inizieranno i primi interventi di ripascimento manutentivo. Vogliamo veramente cercare di mettere in sicurezza anche gli ultimi comparti per permettere ai colleghi un po' più sfortunati che hanno subito dei danni da questo punto di vista di poter aprire le loro attività il prima possibile.